questa è la situazione. Finalmente tutto pulito in ordine, vero Pepe? Ieri sera, anzi stamattina, sì, c'è una box dispensa che probabilmente sì, avrete già visto sicuramente. Mi sono messa a cercare i biglietti per il treno. Ebbene sì, quest'anno andremo via. Però andremo via col treno, non con la macchina. Quella la lasceremo qua a casa, al sicuro, si spera, al sicuro, perché a me sinceramente non va di girare con la macchina nuovissima dove voglio andare, quindi quest'anno gli ho detto a Franz, siccome poi guidare ti stanca molto, è un viaggio un po' lungo, sai cosa c'è? Prendiamo il treno. L'aereo no, perché viene a costare 150-200 euro in più del treno. E poi comunque c'è solo bagaglio a mano, se vuoi un bagaglio extra devi pagare, cioè tutto. Poi bisogna arrivare fino a Venezia o lasciare la macchina lì ed è un costo aggiuntivo, parcheggio custodito coperto, oppure farsi portare fino a Venezia per prendere l'aereo, cioè è un po' troppo impegnativo. Sarà un viaggio un po' lunghetto e purtroppo c'era un diretto, no, non c'era. C'era uno con un solo cambio, c'era la possibilità, ma non l'ho potuto prendere perché Franz comunque lavorerà il giorno della partenza e come tempi non ce la facevamo purtroppo. Se fosse stato un'ora dopo saremmo riusciti, ma così no. Adesso mi condisco il porridge, vabbè, con questo, burro di arachidi e cioccolato. Ieri sera avevo messo troppo latte, sì che è tanto liquido oggi. Non è che mi piaccia così liquido. Comunque poi devo sistemare un po' qua la cucina. E oggi non imbiancherò niente. E oggi relax totale. Anzi, io ho prenotato i biglietti del treno. Devo prenotare l'hotel. Trovare un hotel abbastanza economico è impossibile. Volevo cercare di rimanere sotto una certa cifra e sarà impossibile perché i prezzi sono una follia. Io non so, eppure c'è tanta gente che viaggia, vuol dire che soldi ci sono, l'economia funziona, perché è impossibile. Ci sono dei prezzi allucinanti. Comunque, appunto, devo cercare un hotel, quindi in realtà oggi non è che non farò niente, ma non farò niente di faticoso, ecco. Cercherò semplicemente un hotel. Allora, nuova giornata per me. Oggi mi faccio un po' di schiuma con il latte, vedete che forse così va meglio. C'è un po' di schiuma, quindi mi prendo il mio affare qua che non uso da una vita. L'ho comprato per usarlo sempre, in realtà poi non ho praticamente mai usato. Ieri praticamente ho passato tutto il giorno a cercare un hotel, non l'ho trovato. Non l'ho trovato. Vabbè, devo per forza aumentare il budget. Io non avrei voluto spendere più di tot, ma non c'è alternativa. Ieri tardo pomeriggio, sera non stavo tanto bene, devo dirvi, perché mio papà ha l'influenza ormai da una settimana. Mia mamma ha preso l'influenza, io sono stata insieme a loro e infatti ieri sera non stavo benissimo. Devo dire, non stavo benissimo, però ho preso una tachipirina, ma anche di naso, gola, non stavo benissimo. E oggi sto abbastanza bene, almeno per adesso. Non lo so, però sto abbastanza bene. Adesso mi faccio un caffè, facciamo questo, e poi ci aggiungo la schiumetta. Cos'è sta roba? Non lo so, ho pulito ieri la macchinetta. E boh, niente, questo è il mio aggiornamento. Quindi oggi pomeriggio continuerà la mia ricerca dell'hotel. Latte.
Posso dire che questa schiuma fa schifo e ce n'è pochissima, è tutto latte non montato. No, che tristezza che mi è venuta, cioè io contavo nella schiuma, invece è solo latte praticamente, scaldato. Sì, ce n'è un po', ma non è tanta. Una volta me ne veniva di più, probabilmente questo latte non è adatto a fare la schiuma. Oggi sto cuocendo un po' di verdure, questo mix qua, carote, cavolfiore e broccoli. Poi voglio fare le piadine con il kebab, che adesso andrò a tirar fuori dal congelatore, e queste verdure. Secondo me viene una roba molto buona. Poi vi devo fare vedere una modifica che ho fatto. Allora, qui, vabbè, qua ci ho aggiunto un centrino, l'aspirapolvere non la tengo più qua perché poi avevo macchiato anche tutto il muro, perché sarebbe da tenere qua, magari appoggiata sul termosifone, così non si macchia il muro. Però alla fine ho deciso di non tenerla più qua, la tengo insieme all'altra, quella più grande. E quindi ho messo questo centrino con questa decorazione che ho preso su Shein, con le candeline. Le candeline non le accenderò mai praticamente perché là dietro c'è quella cosa di plastica, quindi nel massimo. Però fa decorazione, mi piace. E qui ho rimesso questi quadri. Non mi ispirano molto, sinceramente, perché starebbero meglio con una cornice di legno attorno. Sì, così non mi piacciono tanto, ma intanto li ho messi là. E quell'altro, quelle mensoline che erano appese lì, le ho messe da questa parte. C'è una codina sul muro bianco. Ah! Scendi, scendi. Grazie, grazie. Ecco. E le candeline si accendono anche, Eccole. Quindi se abbiamo bisogno di avere un po' di luce, ci sono le candeline. Tac, e si spengono. Si è accesa anche quella del bagno? No, perché questa è la stessa, cioè la stessa famiglia. E anche queste sono di Shein. E niente, quindi ho deciso di fare questa modifica. Praticamente questa stanza risulta così. Quella parte, vabbè, il mio zainetto non dovrebbe stare là. Comunque questa parte risulta così. Invece qua su questo mobile ho messo questo, che non è stirato, lo so, e candelina. Ah, mi piace un po' di più così. Basta non guardare questa parte che è tutta incasinata, il resto dai non è male. Qua c'è anche un gattino nel tiragraffi. Ciao. Ciao. Questo piedino. Guarda che piedino. Che bel piedino. È un piedone più che un piedino comunque. E questa zampina qui. Sì, questa manona qui. Guarda che grande. Guarda. Guarda qua che artigli. Mimì. C'hai degli artigli giganti. Qua c'è un Bowie, che lui è gelosissimo. Io non posso stare con Pipo. Non posso neanche stare con Franz, perché lui dovete sapere che è geloso anche di Franz. E niente, dai. Il sole continua a esserci, ogni tanto va via, poi torna fuori, però è un po' più nuvoloso rispetto a stamattina. Ti ho visto, sai? Cosa stai facendo a quel povero tappeto? Cosa stai facendo a quel povero tappeto? Niente? Io sto facendo niente. È il tappeto che ti ha attaccato. Sì, sempre così, vero? Sempre colpa degli altri. È stato il tappeto a attaccarti, vero? Dillo che è stato il tappeto, vero? Guarda, anche adesso è il tappeto che ti attacca. Sì. Esatto. Beh, almeno l'hai sistemato. Cioè, per lui è un parco giochi questo tappeto. Guarda, gattino. Guarda che potenze. Guarda che unghie belle. Guarda che unghie belle. Sì, matto. Non mangiare, no. Schifo. Oh, che panciotto. Mio piccichetto. Su. Bravo. E tu? Hai finito di ammassare il tappeto?
Allora io farei così, guarda. E adesso? Cosa fai? Che bello che sei. Tu sei bello, vero sì? Certo. Spiaggiato qui. Guarda che bello che sei. Questo tappeto lo adori, vero sì? Che acquisto che ho fatto. È un bel letto.